Adriano Galliani, parlamentare di Forza Italia, oggi a Varese. A Varese tra poco si vota per le amministrative. Che sensazioni ci sono da parte di Forza Italia sulle amministrative in generale e in particolare qui? Ci sono buone sensazioni, l'alleanza di centrodestra è unitissima, mai stata unita come questa volta, ci sono grandi speranze. Varese è una città bella, è una città importante, è una città economicamente di primissimo piano del nostro paese, per cui speriamo con la nostra alleanza di centrodestra di far sì che Matteo Bianchi possa diventare il nuovo sindaco di Varese. Lei personalmente cosa ne pensa in generale dei sondaggi? Perché qua gli ultimi giorni la cronaca è stata un po' monopolizzata da sondaggi da risultati assolutamente contrapposti. Guardi, io non sono assolutamente favorevole ai sondaggi, ho vissuto una vita nella televisione, nel gruppo Mediaset eccetera e ho notato che la mia esperienza di tanti anni di lavoro che i sondaggi al 90% sono assolutamente reali. Si vive tutto di sondaggi, qualunque misurazione viene fatta così e quasi sempre ci azzeccano, quindi io credo molto ai sondaggi. Da ultimo, non possiamo non farla. Che aspettative ci sono per il Milan quest'anno? Il Milan, a parte la partita, il Liverpool è una grandissima squadra, in campionato è partito molto bene, domenica sera c'è il tradizionale match contro la Juventus, vediamo, ma io credo che il Milan quest'anno possa assolutamente lottare per lo scudetto. Credo che non ci sarà una squadra che andrà in fuga, credo che fra le prime 5-6 squadre ci sarà molto equilibrio.